sì, i nostri peccati. A Dio. Per mia colpa, mia tradizione, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e voi fratelli e sorelle. Dio Onnipotente, misericordia di noi, i nostri peccati, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà. Mia gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, excelsis Deo. E pace in te, amati, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Grazie per me. Dio venga, Re onnipotente, Figlio di Gesù Cristo, Signore Dio, peccati del mondo, che accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo della tua gloria. Preghiamo. Dio dei nostri padri, dato la Santa Chiesa benedetta alla conoscenza del tuo Figlio e a seguirlo fino alla morte, concedi per sua intercessione che riconoscono Cristo Salvatore e Lui a contemplare in eterno per il nostro Signore Gesù, Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, la condurrò e parlerò al suo cuore. Risponderà come nei giorni della sua gioventù, come quando uscito. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa e tu con parola di Dio andate incontro a Cristo Signore. Ecco, andate incontro a Cristo Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. È invaghito della tua bellezza, il tuo Signore, rendi
Entra la figlia del re e tutta oro e il suo vestito, tutta preziosi. E le vergini sue compagne a te sono presentate. Ecco la incontro a Cristo. Figlia del suo re, ai tuoi saranno i tuoi figli, farai principi di tutta la terra. Andate incontro a Cristo. Alleluia, alleluia. Sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato. Alleluia, alleluia. Alleluia. Signore, secondo il regno sarà simile a 10 vergini che tre lampade dentro, 5 di esse erano saggi. Le stolte lampade, ma non presero con sé le sagge in presero in piccoli vasi, poiché lo sposo tardava, lo tormentarono. A mezzanotte ecco lo sposo, andateli incontro. Allora tutte quelle velarono e prepararono le loro. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a voi. Andate piuttosto dai venditori e ora arrivò lo sposo e lo pronte entrarono con lui alle nozze e la porta nel dire: Signore, aprici. E vi dico: non vi conosco. Non sa giorno né l'ora. Parola del Signore. Questa Santa Teresa, modo di conoscere un po' più da vicino le vicissitudini, e lei poteva salvare. Conosciamo anche vivere ella, poi convertita al cattolicesimo, e ha voluto condividere fino alla vita. E un Papa dalla Polonia tira fuori a fare come anche allora Edith Stein diventa questo riferimento. Era una filosofa, non era una stupida, aveva cercato e aveva incontrato il Signore. È come quando uno è innamorato lascia per lui. E quindi si era rinchiusa in un convento, ma
vita ed hanno potuto prenderla e portarla ad Auschwitz dopo alcuni giorni di testimonianza. Invece ci porta a riscoprire come il Signore ci parla attraverso le parabole. In questi giorni ne abbiamo sentite e anche quest'oggi il centro è sempre il regno dei cieli e questo stiamo cieli è simile a 10 vergini. Il Vangelo ci fa vedere come è importante personale questo per chi. Ecco, chiediamo al Signore di essere prontamente, perché si manifesta anche nel nella Pasqua di Gesù Dio Spirito, per verità. Ci rivolgiamo a Lui la nostra preghiera dicendo: tuo Signore, donaci il tuo Spirito, Signore. Ricordati, o Padre cristiane, che subiscono violenza per amore del tuo Figlio Gesù. Sii tu il soccorso, fidano in te. Preghiamo. Spirito, Accogli l'offerta della monache carmelitane, ti diano servizio di ascolto. Preghiamo. do Spirito, Signore, Benedici, o Padre, il popolo ebraico, custodiscilo nella fedeltà all'alleanza, santificare il tuo nome monte do Spirito, Signore, soccorri europei, la memoria degli orrori, rafforza in tutti il desiderio della accoglienza delle differenze. Spirito, Signore, Ravviva i doni della Pasqua, concedici di vivere ogni giorno nella sapienza. Preghiamo. donaci il tuo Spirito, Signore. Signore della storia, accogli la nostra e fa che tutta la nostra vita diventi un'offerta di lode e un sacrificio per
benedetto Re Dio della bontà, abbiamo il pane, frutto della terra, il lavoro dell'uomo, per noi cibo di vita e vita. Signore, bontà, abbiamo il frutto della vita e del lavoro dell'uomo, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate per il vostro sia gradito a Dio Padre onnipotente, che hai portato a compimento i diversi nel tuo sacrificio al Figlio. Accetta benigno e trasforma i doni che ti offriamo della tua santa martire nostro e nostri cuori. Rendiamo Signore nostro è veramente giusto dove salve grazie sempre Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta il Padre, che curi la tua potenza e dona forza del per Cristo e del cielo, santo e tutta fila gloria. Santo, Santo il Signore. Sono pieni di gloria, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome Osanna veramente santifica questi per noi e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Diariamente alla passione prese grazie ai suoi discepoli. Preggiatene tutti, il mio corpo sacrificio per voi.
stesso modo, dopo prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli. Bevete il sangue per la nuova ed eterna alleanza, per voi e per la missione. Mistero del celebre della morte. Rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al lo Spirito Santo. Ricordati, Padre, diffusa su tutta la terra. Regna il nostro Padre, i presbiteri e i diaconi. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati della risurrezione e nel ammetti di noi di misericordia. Ci di averne insieme con la Beata Maria Vergine Dio, San Giuseppe suo sposo, Santa Teresa benedetta e tanti che in ogni tempo ti furono graditi. Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, onnipotente, dello Spirito, ogni onore e gloria per i secoli dei secoli. Grazie dallo Spirito di Gesù, illuminata del Vangelo, venga, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi i nostri debiti. E non abbia tentazione, ma liberaci dal male. C'è il Signore da tutti. Chiedi la pace ai nostri giorni e con la misericordia liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza Signore Gesù Cristo, gli apostoli vi lascio la pace, i nostri peccati della tua Chiesa e donale unità e pace sua volontà. Tu che vivi ai regoli dei cieli, la pace sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Agnello che togli i peccati.
di Dio ecco i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena. Magistro Sanati, canto numero 11. Da Dio noi allegrate vita del Signore, provviderà a voi quando Lui verrete e amerà amici per sé. Dio Dio, insieme le donne vestiti a festa, ai che stanno, raccogliete per il giorno dei vita, dove sarà giovedì quando Lui e vi chiamerà per sempre. Nella Dio noi veglieremo con vestiti a festa, presto arrivi e sarà giorno.
Preghiamo. Gloriosa, nostra benedetta, colpi dell'alce infondano forza nei nostri cuori, affinché aderendo Cristo sulla terra possiamo gustare dell'alto paradiso per il Signore. Il Signore sia con voi. Onnipotente, Dio, glorificate Dio in pace. 182. Giovane a te manica, un desiderio d'amore e libertà. Io lontano e qui vicino a te, voce silenzio, di Nora, Ave Maria, Ave Maria, Dio ta presenza, qual e il suo amore volterà con ombra, credi Dio, terra, poi madre, Ave
Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, Signore è con tutti voi. Ricorda di Teresa Benedetta della Croce, Kyrie, Cristo, Dio di bontà, perdoni i peccati, eterna gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra rivolati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediamo, ti adoriamo, ti chiamiamo, ti ringraziamo. Cielo, Dio, Signore benedetto Gesù Cristo, i peccati del mondo, che togli i peccati, accogli la nostra supplica, siedi alla destra del Padre tu, perché Santo, Santissimo Gesù Cristo, Spirito Santo nella gloria. Preghiamo. Vita, bontà, Teresa della conoscenza del crocifisso e a seguirlo fedelmente dona a tutti Cristo Salvatore. Ti ringraziamo, Signore. Dal libro Osea. Così, ecco, il suo fonderà come nei uscì dal ti farò mia sposa per sempre, ti farà nella giustizia, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, conoscerai il Signore. Parola di Dio. Ecco lo suo incontro a Cristo. Figlia, guarda, il tuo invaghito della tua bellezza, cui rendigli omaggio. Entra la figlia del re, è tutta tessuto d'oro, è condotta al re imbroccata, dietro a lei le vergini, a te condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Padre e suoi figli, di tutta la terra.
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita. Con voi. Regno di Dio sarà a 10 vergini che presero le loro lampade dello sposo. 5 di essi erano stolte, 5 sagge. Le imprevidenti presero ma non presero. Le sagge invece sì, in piccoli vasi. Che lo sposo tardava, si assoppirono tutte e si adorarono. A me dico, ecco lo sposo. Tutte le lampade. Invece date olio, perché le nostre si spengono. Perché noi andate dai venditori. Mentre quelli andavano, arrivò lo sposo. E le altre che erano pronte entrarono a porta. Più tardi cominciarono a gridare, si apri. E gli rispose, non conosco. Vegliate dunque nel giorno, parola del per essere un'ebrea capacissima. Si dedicò via. E tutto per quanto via. Chiameremo ore sottili. Perché l'empatia, la misericordia, l'ese, l'amore fedele, di Dio. Lei scrisse al Papa i vescovi con una circolare per denunciare questa futuro lieve del cristianesimo fossero deportati. Anche della croce. Nel frattempo lei ha fatto la conversione di Benedetta, molto semplice. Si è accorta che una entrava e allora si può lodare, intercedere in qualunque luogo, in ogni tempo. E decise. Molto bello questo episodio. Non occorre fare chissà quali opere. La coerenza.
Quale differenza in un Dio distante, anche da temere? Il cristiano invece, colto la parola di Gesù, ed è di essere inabitato dall'amore di Dio. La parabola che occorre anche tenere presente la mente. Le parabole sono terribili. In questa parabola tutti fanno una magra non. Che cosa sono le lame dell'olio? Dato a quelle così, che cosa a ciascuno. Signore, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo Padre, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Signore Dio dell'universo, abbiamo ricevuto questo vino e noi siamo a te perché diventi per noi bevata. Pregate che possiamo offrire il sacrificio a Dio Padre, misericordia, il Signore riceve. Stata compimento, alleanza, nell'unico perfetto do figlio, accogli e trasforma questi doni nella festa di Benedetta per Cristo nostro Signore. Fuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Sia definita bontà nostro per mezzo di Lui creato l'universo. Rimerquiamo, Signore, i cieli e la terra, la sua gloria, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto tanto fonte di ogni santità. Questi doni con lo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E gli offrendi la sua passione. Grazie. Lo spezzolo di sempre mangiatene tutti. Questo è il sacrificio per voi. Dopo prese il calice dei suoi discepoli e disse: prendete, bevetene alleato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebra la morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice. Grazie per averci ammessi alla tua presenza con mente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, ci rendi. Ricorda tutta, rendi la in unione con il Papa e i nostri vescovi, presbiteri. E ricordati dei nostri fragmentati e di tutti i defunti, li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia. Doni di aver parte alla vita insieme con la Beata Maria. Con gli apostoli che in ogni tempo ti furono graditi, io canteremo gloria per Cristo, con Cristo e Padre Onnipotente, dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Figli e figli amati, Padre. Come in cielo, dacci sempre il nostro pane quotidiano. Tu rimetti e non la tentazione, ma liberi. Vivremo sempre liberi dalla ogni paura. Glorioso tu il regno, la potenza. Signore Gesù, che ti lasci la pace, non guarda fede. Fai pace perché ami nei secoli dei secoli. Tu e piccoli, sei. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati. Signore, ma di solo una parola, io sarò santo.
Preghiamo. Padre di tenerezza, che hai fatto nel mondo, che di Teresa Benedetta della Croce, dona sempre di aderire a Cristo Signore, fare con tutta l'umanità dell'albero della vita, il paradiso. Cristo nostro Signore. Signore, col Figlio e Spirito Santo, stiamo in pace e buona giornata, andate in pace.